La macchina già si muove per la settima e conclusiva dal Savio di Cesena. Premio Summer Trade, il gusto di una storia. Sono in 9 soggetti di 4 anni dietro le ali della macchina. 1 Cesare dei Veltri, 2 Cherry, 3 Quadrado Wise L, 4 Cristina R, 5 Clarissa Luis, 6 Cesare Augusto DVS, in seconda fila 7 Cosmo Trio, 8 Cesni Adaghi, 9 Cicerone Canf. Parte molto piano Cesare Augusto DVS, sbaglia Cristina R. Va subito al comando Clarissa Luis. Numero 4, velocissima Cristina dietro R, le ali della squalificato. macchina, schizza il comando. In seconda posizione è Cesare dei Veltri, che precede Cosmo Trio, terzo allo steccato, mentre di fuori c'è Cherry. Poi ancora Quadrado Wise L a precedere Cicerone Canfa, la retroguardia Cesare Augusto DVS. 14,1 per i primi 200 metri di corsa di Clarissa Luis, che passa i primi 400 metri in 28,6. Ha messa sul ritmo Tommaso Gambino, che prosegue di buona lena trascinandosi Cesare dei Veltri, poi Cosmo Trio, quindi Cesni Adaghi, che è partita bene dalla seconda fila ed è in quarta posizione, a precedere Quadrado Wise L, quindi Cicerone Canf, mentre retrocede inesorabilmente Cherry. I primi 800 metri in 58,2 per Clarissa Luis, che prosegue in vantaggio, trascinandosi sempre Cesare dei Veltri, poi Cosmo Trio, Cesni Adaghi, Quadrado Wise L, Cicerone Canf che si muove per linee esterne trascinandosi Cesare Augusto DVS, il chilometro in 1,13,5, sposta Cesare dei Veltri in anticipo su Cosmo Trio. In mezzo alla pista c'è Cesare Augusto DVS che prova a recuperare, ma intanto Cesare dei Veltri è passato a condurre, 15 per la retta di là, 1,28,5 3/4 di miglio. Cosmo Trio che insegue Cesare dei Veltri, poi ancora Cesare Augusto DVS a 250 metri dalla conclusione, il leader che prova a fuggire, Cosmo Trio che prova ad andare all'attacco, 14,9 per la piegata conclusiva, Cesare dei Veltri in vantaggio, Cosmo che prova a recuperare, Cosmo che prova ad andare su Cesare che continua a difendersi in vantaggio, Cesare è un po' stanco, Cosmo prova a recuperare nel finale sul palo, Cesare dei Veltri si salva da Cosmo Trio. Al terzo posto Cesare Augusto DVS, 15,3 per la retta d'arrivo, 1,13,9 ragguaglio cronometrico per Cesare dei Veltri. Ancora Andrea Vitagliano per i colori di Marino Stradaioli, raddoppio immediato. E forse con una settimana di ritardo è arrivata la forma dei Vitagliano con Cesare dei Veltri che vince nei confronti di Cosmo Trio. Al terzo posto è Cesare Augusto DVS, il successo nel finale alla settima e conclusiva dall'ippodromo del Savio di Cesena è per Cesare dei Veltri. La quarta vittoria in carriera per lui, che avvicina anche il record in carriera che era di 1,13,7, fa 1,13,9 questa sera e vince in percorso tirato. Clarissa Luis, soggetto che di solito davanti fa fatica, ha provato a metterla lunga Tommaso Gambino, ma Cesare dei Veltri ha sfruttato lo schema favorevole e ha vinto nei confronti di Cosmo Trio e di Cesare Augusto DVS. 1,76 l'ordine di arrivo molto probabile, la settima e conclusiva dal Savio di Cesena. Stefano Zanirato augura a tutti la più cordiale buonasera.